libero assoluti femminili. In prima corsia, in lane 1, Kaja Natlacen, Koroskem, Slovenia. In corsia 2, Ludovica Rossi, Nottoli Nuoto 74. In corsia numero 3, per il San Vito, è stata bronzo nei 50 stile agli ultimi campionati italiani di categoria. 2 argenti e un bronzo in Coppa Komen con la nazionale degli azzurrini, Miriam Pupulin. Al suo fianco in corsia 4, recentemente vice campionessa europea di staffetta a Herning in Danimarca con la nazionale azzurra, bronzo agli europei juniores, quarta ai campionati del mondo juniores, vincitrice delle Ginnasiadi. Ha vinto in totale 19 titoli italiani giovanili nello stile libero e nella farfalla, Giorgia Biondani, Leo Sport. Al suo fianco in quinta corsia era nella finale di quella staffetta che ha colto l'argento per la nazionale azzurra, quindi vice campionessa europea in carica. Ha vinto in carriera 12 titoli italiani assoluti nello stile libero e ha partecipato a 2 edizioni dei Giochi Olimpici, Pechino 2008, Londra 2012. Erika Ferraioli, Centro Sportivo Esercito. In corsia 6, in lane 6, Zohar Schickler, Israele. In corsia 7, Beatrice D'Acquisto, Unione Sportiva Idros. Ed in ottava corsia, Martina Pazzoni, 2001 Team. E dunque Erika Ferraioli detiene anche il primato del meeting, 25,05, atleta che ha conquistato podi europei in nazionale, è stata anche argento individuale ai Giochi del Mediterraneo, oro di staffetta, viene fuori la classe nella subacquea, dopo la virata si fa beffare la Biondani da questo dettaglio tecnico, Ferraioli che fa valere l'esperienza e incassa la vittoria con il nuovo primato del meeting, 24,92. Erika Ferraioli che batte Erika Ferraioli, quindi migliora se stessa e vince questa gara davanti alla Biondani 25,29 e alla Pupulin 25,87. A seguire Schickler, Rossi, Bazzoni, D'Acquisto, Natlacen, vittoria e nuovo primato Erika Ferraioli.